Va ora in onda Filo Diretto. A voi la linea. Grazie Lorenzo, grazie a Radio Libertà. Noi siamo l'Ufficio Rapporti Sociali e l'Associazione di Volontari, messa a disposizione dei cittadini. Chi volesse intervenire per fare delle domande all'architetto Arturo Calligaro, che è in collegamento di sicuro, e poi oggi sarà una giornata pesante perché ormai si parla già dell'applicazione, della messa in movimento in regola del nuovo codice della strada, che sarebbe la base fondamentale della nostra trasmissione. Quindi chi vuole chiamare può chiamare allo 02 92 94 7222 oppure scrivere al messaggi 340 6709 659 per essere in collegamento con la Radio Libertà attualmente, oggi, sabato, quindi tutto in collegamento diretto, e mandare domande, formulare richieste, così dalla radio ce lo dicono, noi daremo, o l'architetto darà delle risposte. Secondo, noi l'Ufficio Rapporti Sociali siamo presenti a Lone, in via Volvera 3, il martedì, il mercoledì, il giovedì e il venerdì dalle 14 alle 16. Quindi qualunque problema voi abbiate, venite a Lone martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 14 alle 16 e metteremo a disposizione il personale. Chi vuole mettersi in contatto con noi deve telefonare al 328 07 15 232 o inviare delle mail a ufrapportisociali@libero.it. Poi ve lo dico ancora dopo. Intanto vi rinnovo di nuovo gli auguri per le buone feste e soprattutto il buon anno, un anno 2025 migliore di quello 2024, anche se già è cominciato in maniera un po' strana, e adesso mettiamo anche in linea retta l'architetto Arturo Calligaro, che dovrebbe essere in linea, e poi gli faccio la domanda principale perché qui c'è già la gente venuta a dover reclamare. Ciao Arturo, benvenuto e grazie per sempre essere presente, perché politicamente tu devi dare delle risposte al tuo livello politico come l'unico personaggio politico del Piemonte e della città di Moncalieri in grado di dare risposte. Ciao Arturo, benvenuto, vai. Ciao Luigi, buona giornata agli ascoltatori, un saluto alla regia. Dimmi tutto. Allora, 3 cose importanti. Io ti dico come cittadino e come automobilista, tu mi rispondi sia come automobilista però come politico, perché sai che è entrato in vigore il nuovo codice della strada da qualche settimana. Dico bene Arturo? Ok. Senti un po', qui ci sono, parlo perché su 2 torinesi, ecco perché parlando da Torino è giusto che io metta in movimento chi è che da Torino dà delle risposte o cosa ne pensa eccetera. Qui mi risulta, e tu darai la risposta politica Arturo, prima su cosa vuol dire solo il cantanti, mi pare, Shed e Iaro, perché dicono Salvini dopo il nuovo codice della strada aspettiamo che ti ritiri tu, quindi spiega bene poi cosa vuol dire, perché dice che il freestyle, ispirato dalle novità alla guida introdotte dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono passati pochi giorni dall'entrata in vigore del nuovo codice della strada e la revisione varata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti guidata dal Ministro Matteo Salvini ha previsto una stretta per chi guida con il telefonino sotto effetto di sostanze alcoliche o dopo aver fatto uso di sostanze stupefacenti e per chi abbandona gli animali in strada. Questi signori non so se criticano o se sono contrari o meno, tu darai poi la spiegazione. Vasco Rossi, che è un altro cantante, è stato uno dei primi a prendere la posizione contro le scelte del ministro dei trasporti Matteo Salvini, perché il rocker aveva manifestato il suo disaccordo con queste parole, pare. Allora ragazzi, il ministro Matteo Salvini in questo 14 dicembre ha fatto in modo, per il vostro bene,
che se avete fumato una canna anche una settimana prima e venite fermati, potete essere arrestati, una canna, e viene ritirata la patente per 3 anni. Questo il ministro Salvini ha deciso per il vostro bene, per voi ragazzi. O ci prende per il culo o ci tratta male. Da oggi, anche se siete alla guida lucidi sì o lucidi no, dipende da cosa vuol dire, arresto e sospensione della patente per 3 anni. Per il vostro bene, fuori dappertutto il nuovo codice della strada. Thanks. Cioè, Matteo Salvini aveva commentato Rocca Emiliano. Quindi addio patente, perché dice che anche i torinesi, Sciad e Aro, hanno criticato il nuovo codice, quello che ho letto prima, perché il loro video su Instagram, pare che abbiano fatto questo, inizia con le parole di Matteo Salvini che dice: se ti stronchi di canne lucido sì o lucido no, io ritiro la patente e tu la patente non la rivedi più. Salvini non è questo tipo qui, noi lo conosciamo dalla vita, quindi per me è un figlio. Poi dedicano al ministro delle infrastrutture e dei trasporti un freestyle intitolato Addio patente, ma sì, ritirami tutto e anche di più, che qui aspettiamo soltanto che ti ritiri tu, ti guardi da lassù ma non ci tiri giù, guidi l'Italia come un SUV, dopo 2 tiri di cash. Bella questa legge che ha fatto, mi sa che era lui a essere strafatto. È sempre più verde l'erba dei vicini, ma vorrei provare quella di Salvini. Non mi drogo, non rubo, ma è palese che vi pago lo stipendio a fine mese. Se fanno il test a voi politici, altro che la Mercedes, vi tolgono la patente di guida del paese. Arturo, io ho solo letto quello che c'è scritto, non è che sono d'accordo su questi temi, perché sai come la penso. Tu invece cosa ne dici di questo articolo e di questi signori torinesi? Dai una risposta a livello politico, prima di entrare nel merito anche delle realtà che ci sono. Vai Arturo. Purtroppo anche noi a Torino abbiamo personaggi strani, chiamiamoli così. Io vorrei sapere questi signori come hanno fatto successo, no? Perché tu sai benissimo che la cultura a Torino è politicamente indirizzata, e se tu sei di un'altra idea politica, anche la tua cultura viene ostracizzata. L'esempio è del comune di Nichelino con Povia, mentre a Roma c'è tutta la polemica con Tony F, nessuno ha detto nulla contro il sindaco di Nichelino, che cioè dopo averlo invitato gli ha revocato l'invito al cantante Povia a Nichelino. Per cui capisci che le parole dette da questi personaggi mi puzzano di marcio. Cioè questa gente fa parte di quella parte ideologica che vorrebbe la droga libera, quindi tutto quello che si oppone a poter raggiungere questo obiettivo della droga libera in tutti i sensi, è chiaro che viene letto come una forma di costrizione, e questa gente che è abituata ad avere tutto, a non avere freni morali, vede la cosa come un danno. Allora dobbiamo non dare retta a queste cose, perché questi signori possono dirci tutto, ma non insegnarci come ci si comporta. I valori morali e etici che vogliono insegnarci non sono i nostri, quindi rigettiamo gli insegnamenti, soprattutto sapendo da che pulpiti partono. Detto questo, queste persone, vabbè, io ho una certa età, fino a ieri non sapevo neanche chi fossero. Sai, un po' di pubblicità gratuita non guasta mai, no? Quando fai un'affermazione, soprattutto sensibile ai temi della sinistra, vieni poi osannato e portato su tutti gli altari possibili e immaginabili. Vediamo la RAI di Stato, che anche con un governo di centrodestra, nonostante che la sinistra urli alla censura, abbiamo un canale chiaramente schierato, no? Schierato da una parte politica,
e nessuno si è mai guardato da potergli mettere dei limiti, perché giustamente mentre loro impongono una censura e una critica anche ai provvedimenti del governo legittimi, non vengono censurati dalla RAI, no? Quindi vuol dire che c'è una tolleranza verso la democrazia, verso uno dei principi di libertà, che è quello anche della critica. Però la critica, è ovvio, deve essere costruttiva, non deve essere una critica pretestuosa e strumentale da portare per un raggiungimento di un progetto ideologico, no? Che è quello di disgregare la nostra società. Non voglio fare il filosofo e neanche lo psicologo, ma è chiaro che questa mossa e queste mosse servono a contrastare quello che è la mentalità e la cultura liberale. Se noi leggiamo Marx, vediamo qual è l'obiettivo di una certa ideologia politica, che è quella della disgregazione della famiglia come il nucleo fondante della società liberale, no? E partendo da quello, come la disgreghi la famiglia? La disgreghi con tutti i sistemi che conosciamo, tra i quali la droga, no? Allora, il fatto di non considerare grave l'atteggiamento del drogarsi fa parte di quella secolarizzazione, chiamiamola così, del pensiero anche di Marx, no? Del pensiero comunista, e che viene in qualche modo trasmesso in tutti gli atti, in tutti gli atteggiamenti. Allora, ritorniamo al nostro discorso. È giusto che tu puoi fare tutti i ragionamenti di liberalizzazione delle sostanze stupefacenti, e ci sta in un dibattito su alcune posizioni, uno illustra il pro e il contro, ma nel caso della fattispecie del codice stradale, quando tu in qualche modo favorisci un atteggiamento che può generare morti, lutti, incidenti, ci devi andare molto cauto, e giustamente Salvini ha risposto a Vasco Rossi di andare a parlare con le vittime dei pirati della strada o degli incidenti stradali, e allora in quel momento crolla tutta l'ideologia che porta a sostenere l'inutilità di una simile norma, anche perché viene letta non completamente. Allora, se tu ti sei fatto una canna 2 giorni prima e risulti positivo al test quando ti fermano, scusate, puoi sempre fare ricorso e allora in quel caso ti fanno il prelievo del sangue e viene verificato che tu in quel momento non eri sotto l'effetto di stupefacenti, ma avevi solo le tracce nel sangue di un utilizzo della sostanza stupefacente. Per cui non è che ti ritirino la patente se tu 2 giorni prima. Viene fatto una verifica più approfondita, che non è solo quella immediata di quando ti fermano. Per cui non c'è nessun problema, no? Se tu 2 giorni prima ti sei fatto una canna. Il problema è un altro, che il fatto di dover fare questa prova vuol dire certificare che tu fai uso abituale di sostanze stupefacenti, no? E allora è questo che dà fastidio, no? Alle persone che in qualche modo non vogliono far sapere che uno usa stupefacenti. Allora il contrasto a questa norma è dato solo da quello, per evitare che si sappia che tu ogni tanto ti droghi. E allora io che non mi drogo, è come la maggioranza degli automobilisti, questa norma non mi tocca, no? Per cui riguarda una minoranza di chi utilizza l'autovettura, ma è una norma civile per fare in modo di prevenire gli incidenti. Io sono più preoccupato del fatto che in qualche modo venga accertato in un gran numero della popolazione il tasso alcolemico.
e magari in quel range si potrebbe discutere sui limiti di tolleranza, però è un altro ragionamento che non entra in un discorso ideologico come fanno questi signori. Questi signori partono prevenuti ideologicamente. Allora, tutto quello che riguarda il limite all'uso delle sostanze stupefacenti e soprattutto a quello che fa un governo di centrodestra, bisogna essere contrari a prescindere. Questi signori che fino a ieri per la gran parte dei torinesi non sapevano neppure l'esistenza, penso che possano stare tranquilli che le loro preoccupazioni sono solo loro, ecco, non sono della maggioranza dei cittadini italiani che vedono Sì, però di vedi buon occhio Arturo, questa norma. tanto perché la trasmissione deve essere, diciamo, corretta. Qui dicono anche, perché sono venuti da me a reclamare, se no non me li invento Arturo, mi dicono, ho preso una tachipirina 2 giorni fa, mi hanno ritirato la patente, mi hanno sequestrato il veicolo e trattato al pari di un criminale, ma non so se devo, perché dice, se dovessi assumere una tachipirina e metterti al volante, potresti rischiare di subire il sequestro del mezzo e il ritiro della patente come se fossi un criminale. È il risultato della stretta normativa che mira a ridurre sensibilmente i rischi di incidenti stradali legati ai farmaci. Ma tu, il nuovo codice della strada, io non lo vedo così come c'è scritto qui, perché qui è nero su bianco, è quello che leggo Arturo. Ecco perché politicamente adesso oggi tocca a te darti un po' troppo da fare, però non è colpa mia, la gente viene a reclamare da me e tu come politico puoi dare le risposte. Perché dice che è come se prendi, vedi, le autorità di governo, dicono, i ministri, i parlamentari, tutti lo avevano annunciato, ci sarebbe stata una stretta rigorosa, anzi rigorosissima, quanto ai i vincoli stradali. E così è stato, ma è certo che per ottenere 10 devi chiedere 100 o no. Quindi se la legge prevede X, c'è anche forse la V, la W, la Z, la Y prima di arrivare, o no? Ecco perché poi dice, se i punti più i codici, le regole più tradizionali infatti restano, quel che cambia è il livello della punizione e anzi la soglia di punibilità di alcune infrazioni e reati. Perché? Perché dice la tachipirina ti può costare la patente, ma dipende sempre da come prendi l'applicazione della sanzione, perché la durezza della stessa, i vincoli legati all'abuso di sostanze o alcol o altri tipi di sostanze e farmaci in grado di alterare i livelli di lucidità e di conduzione sicura del veicolo, ecco, quindi vuol dire che quello che si dice è ben stato studiato, valutato, si parla dell'estremo o si parla dell'inizio? Secondo te com'è questa cosa? Che risposta devi dare qui politica a quella gente che ragiona in questo modo? O ragionano per fare critica e basta, perché magari non sanno neanche cosa vuol dire andare in giro e guidano altri e trattano altri. Che ne dici Arturo? Sì, anche in questo contesto sono interpretazioni, non c'è scritto sul codice della strada e magari lo vedremo sulla circolare esplicativa che la tachipirina può alterare nel respiro i valori tali da far sembrare sotto effetto di sostanze stupefacenti. Bisogna fare un approccio scientifico. Ci sarà un elenco di farmaci, no, che in qualche modo saranno indicati come possibili fattori di alterazione della prova, no? E quindi se io prendo la tachipirina posso mettermi tranquillamente al volante perché gliela faccio vedere alla gente e magari con una prescrizione medica che io sono costretto a prenderla, no? Ma al di là di questo, io prima di credere a tutto quello che c'è scritto e che scrivono i media, ci andrei con i piedi di piombo. Per cui, sai, dire che con la tachipirina posso essere soggetto, io non ci credo perché scientificamente
non so i componenti della tachipirina, però so senz'altro che nella tachipirina non c'è alcol e non ci sono droghe, quindi chi ha fatto questa norma avrà approfondito il tema quando ha scritto l'effetto di sostanze psicotrope o effetto di sostanze alcoliche. Quindi anche in questo caso c'è uno come me, come io oggi ho la tosse, devo prendere la codeina per agevolare il mio stile di vita, perché così mi ferma. La codeina è una sostanza diciamo di quelle psicotrope, però se io ho il certificato medico che devo prendere la codeina, perché il farmacista neppure te la vende se non hai la ricetta medica, e ho la prescrizione medica, so che se mi fermano gli faccio vedere la prescrizione medica, gli faccio vedere la mia diagnosi, che in qualche modo uso quel farmaco per alleviare il mio disturbo. È chiaro che magari anche se risultassi, adesso non lo so, parlo ipoteticamente, positivo al test, posso sempre ricorrere all'altra prova, quella che è prevista dal codice, che con il prelievo di sangue entro 2 giorni mi devono dare il responso, e quel responso emergerà qualora non riuscissi a convincere la gente che mi fa la prova della bontà delle mie posizioni, e in quel contesto lì avrò la prova provata che ho preso un farmaco per la tosse, non mi sono né drogato né ho usato altre sostanze, e quindi quello che scrivono alcuni giornalisti lo scrivono riprendendo il discorso ideologico di prima, no? Cioè, tutto quello che fa il centrodestra per migliorare la sicurezza stradale, se fatto da loro va bene, perché loro non avrebbero mai fatto un'azione del genere, proprio perché ci sarebbe stato un sollevamento di scudi tra i loro protetti e i loro difesi, che in qualche modo vedono in quella parte politica chi favorisce e tollera l'uso di queste sostanze. E quindi molti articolisti... C'è anche un altro casino, caro Arturo, perché oltretutto o sono medici professionisti quelli che scrivono, sono ignoranti, perché dice anche, cioè, non parlano della droga, degli stupefacenti, no, parlano di paracetamolo e ti tolgono auto e patente, perché dice che addirittura una tachipirina presa 2 giorni prima di essersi messi alla guida potrebbe rappresentare un buon motivo per risultare positivi al test stradale, e questo ci potrebbe costare non solo una multa, ma anche cioè, come dire, se tu sei malato, se hai delle cure da fare, non puoi più guidare, perché se ti danno le medicine da prendere, puoi guidare. Allora non puoi più lavorare, non puoi più guidare, non puoi più parlare, non vale più. Cioè, com'è sta storia? Abbiamo dimenticato che c'è la droga, che c'è l'alcol, che c'è altre cose ben peggiori, e parlare di tachipirina, di paracetamolo, eccetera, in questo momento, solo perché ti parla delle auto. Ma scusa, ma la prende solo l'autista il paracetamolo, la tachipirina, o la prende anche, come dice qui, una persona disoccupata a casa che non lavora? Cioè, queste cose qui io credo che te lo faccio perché ti tratto da politico, non da fratello, ma da politico. Cioè, che risposta devo dare a sta gente quando viene a rompere le palle con queste discussioni? E sul nero su bianco, Arturo, non è che ce le inventiamo. Perché io, per esempio, paracetamolo l'ho dato, faccio ricordando, però è qua sottolineato. Quindi è inutile che dice, se la prendo oggi e dura 2 o 3 giorni, per dire, se mi fermano fra 2 o 3 giorni e mi ritengono che ho preso questa, perché mi devono togliere la patente? Che ne dici, Arturo? 2 Ma minuti, non è assolutamente vero. pausa, vai. Non è assolutamente vero, è una come si dice, una fake news, perché bisogna innanzitutto, non c'è scritto sul codice che se usi la tachipirina
Bravo. ti può portare dei problemi alla guida. Non c'è scritto, assolutamente. No. Inoltre, ma nell'ipotesi, qualora portasse qualche indicatore in quel settore, c'è sempre la controprova. Tu chiedi alla gente che ti ha fermato il prelievo del sangue e emerge la sostanza che tu hai usato. E dato che la tachipirina non è tra le sostanze proibite alla vendita, perché parliamoci anche di quello, oltre all'alcol che è legale, tutte le altre sostanze, quelle psicotrope, chiamiamole così, e che quelle che danno più fastidio a qualcuno, sono tutte proibite dalla legge. Non le compri in farmacia se non dietro una ricetta medica, ma gli allucinogeni, tutti questi li compri non in farmacia. Allora, in questo contesto non c'è scritto quello, non so quanto sia vero. Chi scrive queste cose non è mai un professore universitario o un docente o qualcuno che in qualche modo è competente. E il codice, aspettiamo i decreti attuativi in cui prevederanno una serie di farmaci e gli strumenti che rileveranno questo fattore in qualche modo potranno essere tarati o saranno tarati nel senso che alcune sostanze non reagiscono. Poi se uno deve fare uso di queste sostanze avrà sempre una prescrizione medica, quindi io non lo vedo il problema, soprattutto non credo a quello che dicono. No, ma prima di dare un attimo la pausa, Arturo, qui dice esattamente che chi prende la tachipirina, no, è considerato e trattato pari di un criminale, ma cioè, ne parliamo dopo, diamo la linea allo studio, poi nella seconda parte cambio perché sennò mi mancherebbe respiro. Vai studio, tra un minuto poi riprendiamo, Arturo, ti posati, vai. Per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Radio Libertà. Veniamo da una lunga storia e andiamo incontro al futuro con spirito libero per ascoltare tutti e per dare voce a tutti. A voi la linea. Grazie, allora riprendiamo nella seconda parte, Arturo, e questa volta entriamo in un tema tecnico, quindi tu l'hai sempre sostenuto. Vorrei che poi tu dassi delle risposte tecniche su quanto riguarda per esempio i monopattini elettrici, perché sai che adesso per legge c'è anche l'assicurazione. Guarda un po' quello che ti leggo, che è sottoscritto e reale, se è giusto o non è giusto, se può essere modificato e fino a che punto si può attuare. Qui dice così, Arturo, per quanto riguarda i monopattini elettrici, quanto costa l'assicurazione? Perché è necessario stipulare una polizza di responsabilità civile. Allora, il monopattino elettrico diventa più sicuro, ma a che prezzo? Dice, con la nuova riforma del codice della strada, l'uso di questo mezzo di trasporto entra in una nuova era. Tra le principali novità, l'introduzione dell'obbligo di targa, casco e assicurazione per tutti i conducenti. La targa, che sarà un adesivo non rimovibile, garantirà l'identificazione del mezzo in caso di incidenti, coperture per furti e infortuni, e quindi ecco tutte le novità. Le nuove misure
perché oltre a rendere obbligatorio il casco, la targa e l'assicurazione per i monopattini elettrici restringe anche la loro circolazione alle sole aree urbane con limiti di velocità pari o inferiori a 50 km/h. In particolare, le piste ciclabili e le aree pedonali saranno vietate al fine di tutelare la sicurezza di ciclisti e pedoni. Inoltre, le strade extraurbane saranno escluse dall'uso dei monopattini per motivi di sicurezza, considerando il rischio maggiore che queste strade comportano. L'approccio in questione regolamentare evidenzia come i monopattini elettrici siano ormai considerati veri e propri mezzi di trasporto con responsabilità e doveri simili a quelli degli altri veicoli a motore. Qui forse hanno preso quello che noi dicevamo, Arturo? Sottolinealo perché l'abbiamo detto noi questo. L'introduzione di queste norme mira a garantire una maggiore sicurezza per tutti gli utenti della strada, promuovendo una mobilità più ordinata e controllata nelle aree urbane. Sai che tu, proprio per la città, sai come la viviamo. Poi dice, occhio, e qui la tua proposta dopo me la fai, le assicurazioni sul mercato, occhio, perché dice che con l'introduzione dell'obbligo di assicurazione per i monopattini elettrici, diverse compagnie assicurative, quindi non è valido per tutti, hanno sviluppato soluzioni specifiche per rispondere alle esigenze degli utenti. Quindi Europa Assistance propone la polizza Ego No Problem con tariffe a partire da 5 euro al mese per utenti singoli e 20 euro al mese per famiglie, che copre danni a terzi, spese legali e danni alle famiglie. Quindi comprendendo responsabilità civile, danni al monopattino, infortuni e assistenza stradale. Invece la prima assicurazione propone una combinazione di polizze, tra cui, Arturo, una RC capofamiglia a partire da 58 euro all'anno, spiega bene cosa sto leggendo, Arturo, e una RC monopattino e bici elettrica, quella che tu sostieni, a partire da 20,92 euro, con prezzi che variano in base a età, residenza e altri dati personali. Qui non l'ho capita bene io. Quindi altre compagnie come Genial Lloyd offrono una polizza per monopattini elettrici a partire da 29,90 euro all'anno, che include responsabilità civile, danni al monopattino e infortuni, mentre Unipolsai propone una copertura che parte da 45 euro all'anno, con inclusi danni a terzi, danni al monopattino e infortuni. Invece la Zurich offre una polizza a partire da 50 euro all'anno che include assistenza stradale, responsabilità civile e danni al monopattino, mentre Cattolica Assicurazioni propone una copertura base a partire da 30 euro all'anno con la possibilità di aggiungere garanzie extra. AXA Assicurazioni offre una polizza che parte da 35 euro all'anno, coprendo danni a terzi, danni al monopattino e assistenza legale. E poi chiudo, perché io le ho interpellate tutte le assicurazioni, ecco perché lo sto dicendo. Direct Line propone una polizza mensile, Arturo, di 25 euro con copertura per danni a terzi, danni al monopattino e assistenza stradale. Infine, l'ultima assicurazione che abbiamo anche noi, Vittoria Assicurazione, offre una polizza a partire da 39 euro all'anno che include responsabilità civile, danni al monopattino e infortuni. Che ne dici di tutte queste assicurazioni, di queste cose, se va bene o non va bene, e se hanno preso atto di quanto abbiamo detto noi e che tu continui a sostenere e a dire anche nella nostra grande Radio Libertà? Che ne dici di questa situazione per quanto riguarda
il monopattino elettrico e le bici anche elettriche, Arturo, spiega bene, vai. Sì, bisogna fare una chiarezza e una diversificazione tra quello che è il monopattino elettrico e quello che è la bici elettrica. Allora, la bici elettrica non ha bisogno di targa, il monopattino elettrico andrà in qualche modo immatricolato e avere una targa, quindi è identificabile. Un passo avanti proprio perché sapendo a chi appartiene il monopattino elettrico ci potrà essere un responsabile in caso di infrazioni. Ancora questo non è per la bici elettrica perché non essendo dotata di targa o di altri sistemi di identificazione non sarà facilmente collegabile al proprietario. Allora, detto questo, giustamente le compagnie assicuratrici in un regime di libero mercato trovano un'altra fetta di clientela per poter sottoporre e stipulare polizze aggiuntive a quelle che esistono già. Polizze che all'inizio avranno quelle caratteristiche che tu hai elencato e anche in questo caso ci sarà poi una forma di aggiornamento sia delle tariffe che dei criteri di assicurazione, delle clausole assicurative. Scusate, perché solo in itinere ci potranno essere ricomprese le varie fattispecie e anche in questo caso le compagnie assicurative si daranno un loro codice di applicazione perché ci saranno i periti che verificheranno gli incidenti, magari non avranno un lavoro come quello di periziare autovetture in un incidente perché un monopattino non ha i prezzi di un'autovettura e quindi il monopattino se subisce un incidente diventa o inguidabile oppure la riparazione non ha neppure senso come dimensione economica. Per cui anche in questo settore buona la norma, finalmente siamo arrivati a questa regolamentazione per cui anche chi usa il monopattino deve prestare attenzione alle norme di circolazione, mentre prima c'era una giungla in questo senso. Un altro elemento di critica nostra, come ripeti, è il fatto che non sia stato fatto anche per le biciclette elettriche e anche in questo caso abbiamo dei veicoli che riescono ad arrivare a 70-80 km all'ora se tarati in modo adeguato quindi capisci che aumenta il pericolo per il transito non essendo tarati per la sicurezza a queste velocità. Un altro elemento che però è la nostra critica che facciamo, ma non tanto dal codice, per le polizie locali. Chi controllerà queste infrazioni se non in caso di sinistro? Allora, le polizie municipali, le forze dell'ordine intervengono in caso di incidente e lì non si discute, verrà verificato se il soggetto coinvolto ha l'assicurazione, se il monopattino è in regola secondo le norme del codice stradale, perché lì interverranno appunto dei periti, proveranno, verificheranno, ma nella prassi normale è già una cosa impossibile che un agente della polizia municipale fermi un monopattino. Io non ho mai visto un agente, a parte diciamone ancora una, non esistono più gli agenti della polizia municipale in alcuni comuni sulle strade. Oramai il controllo, il presenziamento del territorio viene fatto solo dai ausiliari del traffico che elevano multe per divieto di sosta e basta.
altre pattuglie, io non mi ricordo di averne viste, se non in casi eccezionali e in caso di manifestazioni, cioè quindi partite, manifestazioni sindacali o quant'altro. Altrimenti nella vita normale questa oramai è diventata una figura mitologica, il vedere il Civic, quello che a Torino si chiama il Civic, quello cantato dalle canzoni piemontesi, che è il Civic in Sal Canton, che fa la contravention, è oramai diventato una figura mitologica. Quindi io non me lo vedo, non mi vedo un agente per strada, ma in più un agente per strada che in più fermi un monopattino. E allora qua entriamo in un altro argomento che non riguarda il codice della strada, ma quello che è la sicurezza del territorio a 360 gradi, con la non volontà delle amministrazioni e soprattutto quelle con una certa connotazione ideologica di vedere i vigili lungo le strade, perché per loro è la militarizzazione del territorio e quant'altro, lasciando le nostre città non solo alla circolazione dei monopattini che non sono in regola, ma in balia di tutte le bande che ne vediamo, che se ne vedono, che si vedono in giro, no? Noi basta andare a Torino, a Barriera di Milano, e vedi come esiste un'altra Repubblica. Quindi questa trasformazione, questa mancanza di volontà di presidiare il territorio è quella che mi fa dire che sarà una norma completamente inapplicata, perché mentre se io passo sotto uno di quei portali in cui viene registrato il codice della mia targa, si sa subito se la mia autovettura ha la revisione, all'assicurazione ed è in regola con gli euro 3, euro 4, mentre un monopattino può essere preso e piegato sotto il portale, no? E poi ritransitare senza che nulla succeda. Quindi bisogna adeguare tutti i portali di lettura delle targhe che possano essere in grado di rilevare anche una targa di un monopattino, ma io questa la vedo una possibilità estremamente remota. Come quello che il nostro Arturo, Pallino, scusami, ma quello che io ho letto un mucchio di assicurazioni, ognuna delle quali mette delle disposizioni diverse. Dico bene, ma abbi pazienza, il monopattino è tutto uguale, sono tutti uguali, non è come le automobili che hanno il motore che fa 200 all'ora, 300 all'ora, 150 all'ora, una Maserati, una Ferrari. Il monopattino è tutto uguale. Allora sarebbe male pensare di fare un'assicurazione X per tutti, Y per tutti, senza bisogno di 35 uno, 25 l'altro, 15 l'altro. Scusami, il monopattino è uguale, sia quello che assicura da te, sia quello che assicura da me. Mentre l'automobile, una Ferrari se viene da te è una cosa, la Topolino se viene da me è un'altra. Ecco perché c'è una mia idea questa, Arturo, non è una cosa. Però dico, senza diventare matte a mettere in ballo tutto sto casino per dire tu metti per legge, visto che si parla, monopattino minimo di assicurazione 20 euro, per dire 10 euro, ecco, e si spiega con quei 10 euro. Cioè io la vedo così, si agevolano, si risolvono i problemi e si semplificano i problemi, non si moltiplicano, perché con quello che ho letto, e tu non l'hai riferito, però hai visto quante assicurazioni ho nominato? Perché sono anche quelle che automobilisticamente ci rivolgiamo, Arturo, non è che me lo invento, ho tutto sottoscritto e tu lo sai ormai da 30 anni che collabori con me. Quindi è sbagliato dare questa sensazione di avere un'assicurazione prefissata, garantita e numericamente, diciamo, già stabilita qual è, in maniera che tutti coloro che acquistano un monopattino sanno cosa devono spendere. O no, è sbagliato?
prima di andare all'altra battuta che sta succedendo a Torino. Allora, sì, parto dal presupposto che i monopattini non sono tutti uguali, no? Anche perché possono essere modificati. In teoria dovrebbero tutti rispettare i 20-30 all'ora previsti dal codice, però lo sappiamo benissimo che questo è una realtà solo sulla carta. I modelli più costosi possono essere adeguati a velocità superiori. Detto questo, ammettiamo che i monopattini siano tutti uguali, come dice il codice. Rimane, è un po' come l'autovettura. Tu qual è l'assicurazione che hai obbligatoria? La responsabilità civile, che è quella che prevede il minimo assicurabile, no? Quindi se tu fai dei danni hai la responsabilità civile dei danni, che non è responsabilità penale. A questo però tu gli aggiungi altri sinistri, che ne so, la grandine, i vetri, il furto, no? Che sono tutti optional, per cui anche per i monopattini possono esserci diverse fattispecie assicurate, no? Ci può essere il furto, ci può essere il danno a chi guida, che non c'è nella responsabilità civile, ma è un di più che tu gli metti in un'assicurazione, se vuoi. Per cui esistono un aumento delle fattispecie assicurate. E poi anche in questo caso è da paragonare alle bollette del gas. Il gas non è tutto uguale, quello che arriva a casa mia e quello che arriva a casa tua. La luce elettrica non è uguale quella che arriva a casa mia e quella che arriva a casa tua. Quante società ci sono che impongono prezzi diversi per lo stesso servizio? Questo è quello che in qualche modo è uno degli elementi del libero mercato. Siamo in una società liberista e quindi ognuno può fare per lo stesso prodotto prezzi diversi e quindi la libera concorrenza. Quindi anche in questo caso c'è una libera concorrenza. Allora, quando metteremo dei vincoli per limitare la burocrazia, dovremo incominciare dalla luce e dal gas, che in qualche modo hanno tariffe e prezzi diversi pur avendo lo stesso prodotto, e soprattutto all'insaputa dei cittadini, perché abbiamo delle authority, l'abbiamo già ribadito più volte, le authority per l'energia elettrica, però queste authority non fanno in modo di semplificare. Abbiamo ARERA che fa di tutto meno che semplificare quello che è l'informazione sulle bollette o sulla raccolta rifiuti data ai cittadini, anzi le complica, e io la vedo molto più grave questo che non la concorrenza tra i monopattini. Inoltre abbiamo l'authority per la privacy che interviene facendoti firmare 4 kg di moduli per poter sottoscrivere qualsiasi contratto. Tu vai a fare un contratto di assicurazione, il contratto di assicurazione è una firma, poi c'hai 5, 6, 7 altre firme per la privacy, quindi delle norme che sono state varate che servono solo a intralciare la vita, perché poi tutti mi telefonano, tutti i gestori mi telefonano per propormi di cambiare gestore acqua, gas, telefono, e quindi anche in questo contesto io la vedo come una libera concorrenza, per cui ogni assicurazione giustamente proporrà dei pacchetti che variano da assicurazione a assicurazione, come la compagnia assicurativa ritiene meglio, per proporre agli utenti e guadagnarci qualcosa di più, no? su quello che è la semplice responsabilità civile. E quindi tutte le società che hai letto bisognerebbe analizzare clausole contrattuali di una, dell'altra e dell'altra, come si fa quando uno fa l'assicurazione per l'autovettura, e quindi vedere quella che è più conveniente. Io la leggo in una chiave di lettura positiva, il fatto che ci sia una concorrenza che è quella non falsa o fittizia
delle forniture di gas e energia, perché io sono libero di non avere il monopattino, quindi se ritengo che i costi di assicurazione sono troppo elevati, vendo il monopattino o lo chiudo in un garage, mentre non lo posso fare per il gas o la corrente elettrica, perché io sono costretto a scaldarmi, sono costretto ad accendere la luce in casa, quindi il segnale non è grave in questo senso, ma è più grave nell'altro senso, dove una volta, quando c'era un gestore unico che era tutto sotto lo Stato e che molti reclamavano, vedi un po' quelli che poi hanno svenduto le aziende pubbliche, reclamavano sul fatto che non ci fosse la libera concorrenza nei settori. Hanno applicato una falsa libera concorrenza in cui il cittadino a volte paga di più. Era un po' come quando c'era, ritornando al nostro settore, il prezzo della benzina imposto per legge dallo Stato. Anche qua la libera cosa abbiamo ottenuto? Abbiamo ottenuto che tra una pompa e l'altra varia di pochi decimi di euro, che non cambia la vita ai cittadini. Per cui io penso che sia una cosa positiva il fatto che ogni compagnia possa proporre dei pacchetti assicurativi diversi uno dall'altro, in modo che il cliente possa giudicare quello che conviene di più o di meno. Che ne dici, Luigi? Sì, ma c'è un particolare però, perché io a Torino magari ho più gente che mi controlla che magari a Nichelino o a Trecate c'è meno gente che mi controlla, quindi scusa, il bello che io posso combinare a Torino è diverso magari da quello che posso fare a Trecate o no? No, il problema è che i monopattini ci sono solo a Torino, non ci sono né a Moncaglieri né a Nichelino, perché chi usa il monopattino sono i signori della ZTL generalmente. A Trecate ne girano 10. Scusami, così, E quindi... E quindi chi gira a Trecate, quei pochi non è che vogliamo rispetto a Milano o rispetto a Torino. Se inizi a fare qualcosa di deciso, non risolverei mai il problema migliorare o peggiorare, aumentare o diminuire. Se non inizi non puoi mai né andare avanti né fermarti, o sbaglio? L'obiettivo era quello della sicurezza, di proporre più sicurezza. Esatto. Allora l'obiettivo è quello, poi al di là che a Torino ci siano più monopattini o a Nichelino o a Moncaglieri ce ne siano molti di meno, la norma deve essere fatta per tutti, non deve essere fatta territorialmente, per cui bisogna creare una norma generale. La norma generale è basata, e la ratio della norma è quella di porre più sicurezza nella circolazione e evitare questa giungla che c'è dei monopattini, che è sotto gli occhi di tutti, ma è più sotto gli occhi di chi abitano in centro a Torino, che vedono i monopattini abbandonati in tutti gli angoli, che non a Nichelino e a Moncaglieri, dove il fatto è eccezionale, no? Il fatto è sporadico. Però la norma è quella del decoro e della sicurezza. Mi pare che in questa direzione si sia mosso chi ha varato il codice della strada. In questo contesto diciamo che la norma attua questo progetto di maggior sicurezza per gli utenti della strada. Senti Arturo, siamo in chiusura e tanto ti auguro anch'io direttamente un buon anno nel 2025 e ti ringrazio per aderire alla mia e collaborare con me, e anche a nome della Radio Libertà. Cosa ne dici Arturo? Sì, un ringraziamento sempre alla nostra radio, a cui vanno gli auguri di un prospero 2025, un augurio di buon anno a tutti gli ascoltatori, un buon fine settimana a tutti quanti, un abbraccio a te Luigi, ci sentiamo poi nell'anno nuovo. Grazie, ciao e buon anno Arturo, grazie. Grazie. Allora io ringrazio anch'io la nostra Radio Libertà
e la possibilità che abbiamo, penso, di essere utili. Anche il nostro grande Lorenzo, che veramente ci sopporta, almeno mi sopporta, e vi ricordo che noi abbiamo l'ufficio a Nole, in via Volvera 3, siamo presenti nelle giornate del martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 14 alle 16 e trattiamo di CAF, patronato, assistenza legale, civile, penale, amministrativa, qualunque tipo di problema. Ci chiamate al 328 07 15 232, ci date la richiesta di cosa volete, ci spiegate bene, poi ci mandate tramite la mail la documentazione se necessaria, ufrapportisociali@libero.it. Quindi anche a nome dell'ufficio rapporti sociali auguro un buon 2025 pieno di salute, di sanità e di ricchezza per tutti quanti. Un bacione a tutti e un abbraccio e grazie alla nostra Radio Libertaria. Ci risentiamo sabato prossimo dalle 11 alle 12. A voi tutti di nuovo buon anno e buona continuazione delle feste. Grazie.